Serie B-Win. Appassionati. Buon pomeriggio da Matteo Ronchetti e bentrovati per la 38esima giornata di Serie B-Win, derby calabrese che vale la salvezza, quello dello Scida. La Regina dopo 2 sconfitte consecutive può solo vincere se vuole sperare di tirarsi fuori dalla zona play-out. Apparentemente invece più tranquillo il Crotone, che potrebbe accontentarsi di mantenere inalterata la distanza dai cugini, anche se a dir la verità 5 punti dal quintultimo posto rimangono davvero un bottino esiguo. E comincia adesso Crotone-Regina allo Scida, 38esima giornata di Serie B-Win, derby calabrese. La ricerca di Campagnacci, va giù anche Campagnacci, poi la palla in profondità per Gerardi, poi c'è stato un tocco di mano, forse una spinta precedente, vediamo calcio di rigore con Concetti che è rimasto a terra, ma veramente ingenuo il tocco di mano di Galardo. Rincorsa breve e gol di Gerardi, quarto centro stagionale, il primo dal dischetto per Gerardi. Regina in vantaggio, 22esimo minuto, prima fiammata dell'incontro. Del Prete scambia con Ciano, taglio in mezzo di Gabbionetta, Ciano con il sinistro, palo! Che occasione per Ciano, ma che bolide! Vince un contrasto, poi perde il secondo. Mazzotta prova ad aprire dalla parte di Del Prete, il destro di Del Prete. Eramo soffia il pallone, quindi Gabbionetta non riesce ad andare via ad Agejo. E attenzione, calcio di rigore. Il direttore di gara Tommasi indica il dischetto. Gabbionetta dal dischetto e gol! 1 pari, Gabbionetta va in doppia cifra, 1-1 tra Crotone e Regina. In questo primo tempo il palo per Ciano. Eramo, occhio che ha un buon tiro, Eramo! Inizia dunque il secondo tempo, Crotone che attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Grandi strattonate in area di rigore, abbastanza evidente, poi il colpo di testa. Calcio di rigore per il Crotone, il colpo di testa di Abruzzese, carambola sul braccio di un avversario. Tutto pronto. Gabbionetta! Questa volta non spiazza Baiocco, ma la mette dentro. 2-1 per il Crotone, sempre dagli 11 metri. 13esimo minuto, 11esimo centro per Gabbionetta, doppietta per il brasiliano. Ancora Barilla. Prova ad illuminare il gioco della Regina. L'apertura sulla sinistra per Rizzato. Il sinistro di Rizzato. Sembrava non avesse l'angolo di tiro, invece ha provato la conclusione invece del passaggio. Palpitante attesa, sostenitori, sia locali che ospiti. Altra battuta e il gol! Il gol della Regina con Freddi! Svetta più in alto di tutti e regala il pareggio, l'esultanza di Pepi Pillon che quasi non ci sperava più. La Regina sembrava incapace di far male al Crotone, invece riesce a trovare a tempo scaduto nei minuti di recupero. Al 94esimo il gol del pari con Freddi al primo gol stagionale. Finisce direttamente qui, triplice fischio finale